Blitz dei Carabinieri di Castelfranco e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso in un laboratorio tessile nella zona industriale di Altivole. Trovati ben 28 lavoratori su 33 in nero. Si tratta di 24 cittadini cinesi, 2 nigeriani, un richiedente asilo del Gambia ed una donna italiana impiegati in ufficio come interprete fra i lavoratori del titolare. A segnalare la situazione anomala alcuni cittadini che avevano notato un via vai di persone in questa azienda che produce per lo più maglie. Immediatamente sono scattati i controlli e le indagini. Si tratta effettivamente del numero più alto di lavoratori in nero accertato all'interno di uno stesso controllo ispettivo nella provincia di Treviso. Il titolare 39enne di nazionalità cinese è stato denunciato, fra l'altro aveva posizionato all'interno dell'azienda un sistema di videosorveglianza funzionante al momento del blitz dei militari, installato senza alcuna autorizzazione, monitor con il quale l'uomo controllava i lavoratori. Oltre al lavoro in nero, fra le varie irregolarità contestate all'imprenditore, il mancato uso dei dispositivi anti-Covid come le mascherine e l'assenza di formazione ai lavoratori e soprattutto l'assenza dei dispositivi di sicurezza. Tra le varie sanzioni viste a livello amministrativo e anche di ammende, la cifra ammonta a circa 140.000 euro. Il laboratorio era operativo dal 2019, durante alcuni controlli in passato erano già emerse varie irregolarità, ora l'attività è stata sospesa. La normativa attuale recente prevede proprio questo, la regolazione della sanzione e poi anche l'effettuazione di quei corsi di formazione nei confronti dei lavoratori che il datore di lavoro deve predisporre. I lavoratori dovranno essere regolarizzati, solo allora l'azienda potrà riaprire i battenti.